Non ci hanno messo molto i carabinieri per risalire al pirata della strada che questa notte verso l'1:40 lungo la Romea a Dogaletto di Mira, all'altezza dell'area commerciale Lando, ha investito un ventenne di origine marocchina residente a Zero Branco. Si tratta di un romeno 23enne residente a Campagnalupia. Il giovane stava attraversando in quest'incrocio quando l'auto proveniente da Chioggia l'ha travolto in pieno, poi il conducente è fuggito. Il ventenne è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale. Quando è stato colpito, l'auto viaggiava a forte velocità e il 23enne ha proseguito la corsa senza fermarsi né prestare soccorso. I carabinieri intervenuti dopo il 118, chiamato da alcuni automobilisti che hanno visto il ventenne sulla strada, hanno iniziato a ricostruire la vicenda fino a raggiungere l'abitazione del pirata. In garage c'era l'auto completamente sfondata nella parte anteriore. Paraurti, cofano e parabrezza avevano i segni inequivocabili dell'urto. Il romeno ha ammesso la propria responsabilità, giustificandosi di essersi allontanato perché spaventato. È stato denunciato per una serie di gravi violazioni penali, l'auto sequestrata e la patente ritirata.